Buongiorno, Massimo Castellani, autore del libro Nel nume del padre. Con questo libro, che è la mia seconda opera letteraria, proseguo nel viaggio narrato nelle forti emozioni che hanno segnato una doppia esistenza. Atleta olimpico prima e poi comandante delle sezioni operative del NOx, il reparto speciale della Polizia di Stato. Attraverso una dialettica delle immagini descrivo la realtà senza imitarla, grazie al confronto con Leonardo, mio figlio. Insieme percorriamo, attraversiamo, esploriamo operazioni di polizia, competizioni mondiali e modi di intendere la vita in un dialogo che vuole cambiare non tanto il punto di vista dell'uno, ma l'anima di entrambi. Poi coraggiosamente ci introduciamo in quella parte dell'essere umano che tutti condividiamo, ma per effettuare la rinuncia, il necessario sacrificio che ogni dialogante deve attuare per acquisire quanto più possibile dalla pratica maieutica del dialogo. Genitore, quindi, atleta olimpico competitivo sul trampolino, uomo dello Stato determinato nelle operazioni di polizia, barcollo di fronte a un figlio che ormai ha intrapreso la propria strada. Affronto le ansie che derivano dalle tante domande alle quali non trovo risposta, mi metto in discussione nel libro e trovo supporto nella mia esperienza, espongo il fianco ma incontro un alleato indipendente, propositivo, ormai non più solo un figlio ma un altro uomo.